interventi. Bossiano composto per Sardegna Nazione. Saluto a tutti. Non che io sono un rivoluzionario, sono della consulta rivoluzionaria, sono indipendentista, ma oggi facciamo parte di questa organizzazione nuova che si ha dato sul popolo sardo. Comoda e posa forte. Ci chiedono tutti, un pacco in sardo e un pacco in italiano, ma distinguendo le due lingue. Ci chiedono tutti, ma voi siete l'antipolitica? Voi siete gli emulatori dei movimenti dei grillini? No, non è così. Noi siamo i figli del nostro popolo. Siamo gli antidoti, gli anticorpi che questo popolo si è dato perché l'oppressione che sta subendo, specialmente i nostri lavoratori, non è più tollerabile. La nostra misura politica non è quella dell'onestà o della disonestà dei partiti politici e dei politici in generale. La nostra misura politica è quella del rapporto, di rovesciare il rapporto che c'è tra Stato e questa regione, tra gente e questo governo della regione che sta qua dentro. Non è più possibile tollerare il rapporto di sudditanza che ha causato il disastro e l'emergenza che oggi tutto il popolo sardo sta vivendo. Noi siamo rivoluzionari perché vogliamo ribaltare questi rapporti, vogliamo ribaltare il rapporto che c'è tra Stato e Regione e vogliamo ribaltare il rapporto che c'è tra la gente e il palazzo del governo regionale. Questa è la nostra essenza politica, questa è la nostra misura politica, una misura che non vede compromessi. Noi non siamo qui, consulta rivoluzionaria, a chiedere ai partiti che hanno governato fino ad oggi questa terra: cercate di aggiustare il sistema perché così non va bene. No, non è così. Il popolo ci ha ordinato di mandarli via e di non farsi più vedere. Questa è il messaggio che abbiamo portato dalle assemblee che abbiamo tenuto in tutte le zone della Sardegna. Ci hanno detto: andate lì, sotto quel palazzo, e consegnate questo mandato. È ora dell'accabare. Non avete più senso di esistere perché la vostra politica è quella del disastro. Avete intermediato tutto ciò che ha fatto lo Stato italiano per tenere la Sardegna in queste condizioni di continua emergenza e di continuo bisogno di aggiustamento. Aggiustamenti continuamente fermati dallo Stato. Abbiamo fatto un elenco qui, attaccato lì, di tutti gli interventi che ha fatto lo Stato per tarpare le ali a questo popolo. Ma badate bene che alcuni interventi sono davvero sofisticati, fini, ma comunque efficaci per tenerci in miseria. Pensate un po' alla questione entrate. Per anni e anni ci hanno convinto che per avere risorse finanziarie bisognava andare a Roma con il cappello in mano, e se non bastava uno o due dei cappelli in mano per chiedere a loro l'elemosina. E invece loro si stavano intascando i nostri soldi e facendo i conti. Soltanto dal 1995 ad oggi il nostro credito ammonta a 10.000 miliardi che loro non riusciranno mai a pagare, perché non sono nelle condizioni in cui potrebbe essere la Sardegna se potrebbe esprimere le proprie sovranità. Non dimenticatevi che noi siamo 1.600.000 abitanti, un quartiere di Milano con una terra immensa piena di risorse. E non dimenticatevi neanche che siamo l'unica regione dello Stato italiano
che ha a carico il 70% delle proprie spese. Nessuno, neanche la Lombardia, ha a carico la propria sanità, i propri trasporti interni e la continuità territoriale come ce l'abbiamo noi. Siamo quasi uno Stato. E la smetta Monti di parlare di regioni a statuto speciale, perché noi siamo speciali davvero in quanto ci stiamo campando da soli. Pensate un po' alla truffa poi delle accise. Noi qui abbiamo un'industria che produce carburante. E che cosa fa lo Stato? Inventa una leggina nel 1980 che prevede la dilazione del pagamento delle accise di 180 giorni. Seguitemi perché il discorso è un po' difficile, ma poi la conclusione è facile da capire. Questo cosa significa? Che l'idrocarburo che viene prodotto dalla Saras non viene venduto qui, ma viene venduto nei depositi fiscali, i quali depositi fiscali sono in continente e in Spagna. E questo lo sapete quanto ci costa a noi? 2,3 miliardi di euro solo di accise, senza considerare l'IVA che ci sta sopra, che sono almeno un altro miliardo di euro. Provate a fare i conticini e metteteli nella tasca della nostra regione e capirete che noi non siamo un popolo di assistiti, ma siamo un popolo che produce, anzi, a dire la verità, adesso sta riempendo la mangiatoia dei politici che stanno a Roma. Noi siamo i figli di questo popolo, questi se ne sono andati, i figli dei nuovi baroni hanno disertato. Sono usciti dai loro uffici perché non vogliono sentire il popolo parlare, in quanto loro ascoltano solo il telefono. Quando arriva la chiamata dal barone continentale che gli dà l'ordine di fare, gli fa un tac e loro pisciano, gli fa un altro tac e loro cagano a ordini e precisi, senza avere una minima di volontà. E qual è allora la nostra proposta? La nostra proposta è di netta discontinuità. Questo sistema ha fallito, se ne deve andare a casa per far posto al nuovo sistema che è quello della sovranità. Noi vi stiamo distribuendo nei paesi la quota di sovranità che vi spetta, perché voi e noi siete il popolo di questa terra. A chi la darete la delega? Nelle prossime elezioni, nei prossimi confronti politici, nelle prossime manifestazioni, a chi darete la delega? Vi farete ancora una volta fregare da questi signori, dai figli dei nuovi baroni, o la darete forse a voi stessi, al popolo, alla sovranità di questo popolo? Ecco perché la nostra piattaforma è basata su un concetto molto semplice. Noi siamo in grado di governare la nostra sovranità e vogliamo esprimere la nostra sovranità. Non è più possibile che questo popolo resista ancora al disastro e all'emergenza che questi signori hanno causato. E allora, oggi inizia un altro capitolo della nostra storia. Chiudiamo questa fase della sudditanza, buchiamo la cappa di narcotico che ci ha tenuto nascosti, che ci ha tenuto dentro le loro clientele, perché, con un provvedimento o con l'altro, con il sindacato, con il patronato, con il partito, con la promessa del posto di lavoro, puro narcotico che vi hanno spruzzato addosso. Bene, noi siamo l'aria fresca che entrerà dentro quella cappa di narcotico e farà respirare tutti i sardi, e a tutti i sardi farà respirare la sovranità e la libertà. Però bisogna essere decisi. Capini cosa sta succedendo? È un nuovo movimento di popolo, è un patto sociale che c'è tra di noi, è un blocco sociale fatto dalla gente. Siamo figli
del nostro popolo e come figli del nostro popolo chiediamo a tutti voi di entrare nella consulta, di entrare nella rivoluzione, perché altra speranza altrimenti non ne abbiamo. Questi hanno distrutto gran parte del nostro territorio, ma pensate un po' alle servitù militari, ma vi sembra che sia un rapporto normale l'andare a individuare l'80% del demanio militare in un'unica regione? Cioè pensate che sia un rapporto normale questo? Cioè pensate che lo Stato abbia un'idea della Sardegna come una parte normale dello Stato italiano? No, non è così. Noi siamo la valvola di sfogo di tutte le loro debolezze. Noi siamo il territorio dove loro hanno tentato di smaltire le loro scorie industriali e non solo. Vi ricordate tutta la storia dei termovalorizzatori che sta ancora andando avanti? Beh, sappiate che lì c'è il programma di vedere la Sardegna come discarica non solo dei rifiuti e dei residui delle lavorazioni industriali, ma anche dei rifiuti solidi urbani, con la scusa che quelli sono magici e generano energia. Ma pensate un po' a quello che è successo nel piano energetico. La Sardegna è assoggettata ad un baronato, a quello della Terna Enel, che non è altro che l'agente energetico dello Stato, che impone in Sardegna l'energia di monopolio, che dichiarandosi fonte energetica essenziale l'energia la vende al prezzo che gli pare e piace. Ma non è di poco la differenza. Quest'estate abbiamo pagato il megawattora a 390 euro a megawattora. Nella borsina di Milano energetica il megawattora costava 65 euro. La Clivatti stava vendendo l'energia a 190 euro. Cioè questi hanno prodotto energia a 390 euro e l'hanno comprata con i soldi delle nostre tasche, perché ce l'hanno messa a quel prezzo in bolletta. Ecco perché è uno dei punti della piattaforma, è una cosa concreta, l'istituzione dell'antitrust sardo, come esiste in Catalogna. Noi vogliamo evitare e controllare che non si formino dei monopoli nella nostra terra, come quella dei monopoli dei trasporti, della Compagnia delle Indie Sarde, della Tirrenia, che si sta... dei gasoli, che si sta sempre di più rafforzando. Questo è ciò che c'è scritto nella nostra piattaforma, ma sappiate che quello che è importante oggi è ottenere da voi un appoggio e anche una partecipazione diretta e decisa a questo movimento, perché altre speranze non ce ne sono. Guardate bene che adesso cercheranno di intrupparvi nelle primarie, vince Renzi, vince quell'altro, ma chi se ne frega chi vince? Ma che cosa cambia per noi? Cosa cambia per noi? Eppure no, ci sono già gli annunci, c'è un sacco di gente che va ad ascoltare queste prediche inutili per il nostro popolo, che comunque non cambierebbero niente, cambierebbero soltanto il baronato. Comunque un'opera Renzi la potrebbe anche fare, potrebbe forse distruggere l'unico partito di Stato, che è l'unico partito centralista che sta tenendo sotto i piedi il popolo sardo. Potrebbe fare questo, chissà che ci faccia anche questo favore. Io finisco qui e passo la parola agli altri. Adios.